mattina ci renderemo conto della situazione. Diniz invece? Ma Diniz ha sempre questo problema di cartilagine, non ci dovrebbe essere problemi, insomma penso che ci sia. Ecco, però la sensazione è che Braga comunque ce la possa fare, magari domani stringendo i denti oppure... Non lo so perché è successo, l'ho saputo alle 9 stamattina, adesso aspettiamo. Il problema è se c'è la febbre, se c'è febbre è un problema, se non c'è la febbre può essere anche in un giorno che tutto passa, insomma dobbiamo solo valutare e vedere cosa succede. Ecco, passando invece alla partita, si va a Pordenone, Sì. Insomma dopo Pavia un altro scontro diretto, poi insomma una grande opportunità, insomma un'ottica. È una partita importante, nel senso che loro faccio i complimenti perché giocano molto bene a calcio, ho visto la squadra, calcio molto propositivo, molto offensivo, squadra che gioca molto bene, organizzata e non a caso è terza in classifica mi pare. Non sei a caso lassù, vuol dire che ci sono dei valori tecnici e anche un'organizzazione che Tedino ha dato, l'allenatore Tedino ha dato un'impronta precisa alla squadra che gioca molto bene. Perciò faccio i complimenti a loro, però noi andiamo lì, come sempre cerchiamo di mettere in campo le nostre armi, cerchiamo di mantenere quell'atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime 2 partite, cerchiamo di essere aggressivi, di giocarci la partita, sappiamo le difficoltà, ma spero di crearne anche a loro, insomma, ecco. Ecco, 2 squadre, come diceva, molto positive, chiederà comunque alla sua squadra di provare a fare la partita sin dall'inizio. No, noi dobbiamo continuare su quello che stiamo facendo ultimamente, cercando di pressare, di stare alti, di stare corti, di continuare l'atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime 2 partite perché è quello che fa la differenza. Ecco, anche il Pordenone è una squadra che di solito parte forte, fa dell'intensità uno dei suoi punti di forza, ecco, quindi sarà una partita molto avvincente, ci si aspetta, no? Credo di sì, credo che sarà molto a ritmi alti, me la vedo così, pressione alta da parte di tutte e 2 le squadre, grande intensità, il campo non è neanche tanto grande, sicché ci sarà. Può essere che squadre tanto corte, magari qualche discapito dal gioco ci possa essere perché quando c'è molta intensità, squadre corte tutte e 2, è chiaro che diventa difficoltosa la partita, perciò dobbiamo essere abili a sfruttare le occasioni che ci capitano, che è importantissimo. Ecco, c'è grande entusiasmo sia a Pordenone che a Padova, si prevedono 700-800 tifosi da Padova a Pordenone. Lei come gestisce questo momento psicologico sia per la squadra che un po' per tutto l'ambiente? Perché è chiaro che tutti un po' si sono caricati dalle ultime vittorie, adesso cosa bisogna fare? Continuare come abbiamo sempre fatto, io non ci penso a questo, penso solo alla partita, essere concentrato su quello che dobbiamo fare e cercare di fare bene il nostro lavoro lì sul campo, poi il resto è contorno, sì che è giusto che ci sia entusiasmo da parte di tutte e 2 le tifoserie, però noi dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla gara che dobbiamo fare. Ecco, è bello sapere però di essere riusciti a riavvicinare ancora una volta in massa i tifosi alla squadra. Ma io sinceramente li ho visti sempre vicini alla squadra anche nei momenti di difficoltà. È chiaro che adesso magari ci sia più seguito in trasferta, però e questo dipende solo da noi, di continuare su questo modo di giocare, anche su questo modo di interpretare le partite, perché è quello che poi avvicinano i tifosi, l'espressione del calcio, nel senso, se tu giochi bene a calcio la gente viene a vedere le partite, si diverte e viene più volentieri a vedere la partita, e noi dobbiamo continuare come sta facendo nelle ultime partite. Braga permettendo, l'idea è quella comunque di dare continuità anche agli 11 che insomma col Pavia. L'idea è quella, non c'è niente da nascondere, nel senso che si cerca di proseguire su questa strada, però devo dire che tutti i 21 giocatori li vedo in condizioni, cioè quello che vedo adesso, vedo una squadra molto bene in condizione fisica, mentale, e qualsiasi scelta che io faccio, insomma, i ragazzi sono pronti fisicamente e anche mentalmente, questo mi dà tranquillità e serenità. Con un valore aggiunto perché Altinier nelle ultime partite ha cominciato a segnare con una certa regolarità, è chiaro che se va avanti così per il Padova è un bel andare. Altinier continua a segnare perché giochiamo in modo più alto, cioè che costruiamo molto di più lateralmente e siamo molto più presenti nell'area avversaria, perciò anche le sue prestazioni salgono di quota quando succede questo. Ecco, nelle ultime partite con l'infortunio di Corti, insomma, si è reso necessario l'innesto di Mazzocco sempre dal primo minuto, che ha avuto, penso, un'ottima risposta. Se l'aspettava lei sinceramente
da un giovane così che in un campionato professionistico potesse esordire così bene? Ma lui quando ha giocato ha sempre fatto bene, perciò ero tranquillo da quel punto di vista, come sono tranquillo in quel reparto, perché abbiamo dei giocatori secondo me di ottima levatura, perché Baldassi stesso, Bucco lo stesso, sono tutti giocatori che possono giocare tranquillamente, non c'è nessun problema. Su Petrilli invece se lo vede in un momento non particolarmente brillante, visto anche che Petrilli sabato scorso ha messo Baldassin largo al posto. Ma è perché eravamo in vantaggio di 2-0, quando sei in vantaggio di 2-0 cerchi anche di essere più non difensivo, ma diciamo con più equilibrio di squadra, perché noi giocando così siamo molto offensivi, perciò credo che quando ci vuole anche la saggezza alle volte di fare delle scelte, anche di contenere bene le cose. Però devo dire che Petrilli ha giocato sempre, adesso è un momento che è fuori, è un percorso che uno deve fare anche di riconquistarsi il posto, perché le qualità ce le ha, c'ha grandissima qualità, è un giocatore importante, sia che giochi dall'inizio che entri nel corso della partita, perciò per noi rimane un giocatore importante. Una partita particolare anche per lei che è un ex. Sì, diciamo che ne passano di anni, non so quanti sono, che ho giocato lì dopo la mia esperienza a Padova, dopo i 4 anni che avevo fatto a Padova, sono andato lì con Eddie Rei allenatore, mi ricordo bene, e niente, ho fatto un anno positivo, e niente, ma ne è passata del tempo, ne è passato tanto, sì che insomma... Si augura di dare un dispiacere. Io mi auguro che la mia squadra giochi bene, che giochi a calcio come sta facendo adesso, poi se tu fai la prestazione secondo me poi il risultato arriva. È chiaro che se tu non giochi bene fai fatica a fare il risultato.